L'operazione più massiccia è stata segnalata ieri, oltre 4.600 piante di canapa sativa con un THC superiore ai limiti di legge sequestrate dalla Polizia di Stato in località Suberinau alle porte di Nuoro. Solo pochi giorni fa la Guardia di Finanza aveva individuato nelle campagne di Fonni, Mamoiade e Sarule 3.500 piante con un tasso di THC 9 volte superiore a quello consentito e questa mattina la notizia dell'arresto, sempre da parte della Guardia di Finanza, di due persone di Ortelli e di Orani colte in flagrante in un capannone a sedilo dove avevano allestito una raffineria per la lavorazione della marijuana, operazione che ha fruttato anche il sequestro di 57 kg di droga. Il nuorese si conferma territorio d'elezione per la coltivazione di marijuana con volumi non giustificabili con un consumo solo interno all'isola. Sì, diciamo che l'isola e il Nuorese in particolare, per una serie di circostanze, perché il clima è favorevole, perché per l'orografia del territorio e la scarsa antropizzazione favorisce sicuramente questo tipo di coltivazione. È chiaro che la produzione è sicuramente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere, a parte il consumo legale, ma anche diciamo, proprio la domanda che viene dall'isola. Quindi le nostre attività sono sempre più proiettate a comprendere e capire quali sono poi le interconnessioni, i rapporti di chi produce in Sardegna e dove poi qual è la destinazione finale di questi prodotti. Un fenomeno, quello della coltivazione di marijuana, che per essere estirpato continua a richiedere, oltre alle nuove tecnologie, una conoscenza approfondita del territorio. La tecnologia ci dà una mano, però non dobbiamo lasciare la strada, quella già tracciata nel tempo, cioè la conoscenza del territorio per noi è fondamentale e quindi anche gli ultimi sequestri, le ultime operazioni che abbiamo fatto sono proprio il frutto di una conoscenza del territorio, quindi di una ricerca sul terreno, sul campo.